a storia di Robuzzetta. Zitto, come stessi nella chiesa, un bel giorno, lupa da terra, si volle fare un giro all'esterno. Ma senza gente in mezzo alla via, fui preso dalla malinconia. Allora disse, non so come, ma ci pensate ai all'ombo. A così, preso un po' di letame, ci sputa in coppa. E nascette Adamo. Uomo da terra, la sua creatura, la volle fare con molta cura, ma faticando se ne accorgette che si picchiava in un bel buzzetto. Dire un manetto di ora a guardare, non sapeva dove sistemarlo. Chiamai Adamo e con fare strano pigliai l'uovo zullo e giurette in mano dicendo Adamo, fornuti un basta. Ma chi sto pezzo che mi è rimasto? Vedi tu stesso a dove piazza perché pensavo su rotta a capo. Come giurette Adamo guardava e chi sto cosa ne ha dove su piazza? Mi rette pure a dove stava la ponte, o vutaia e su mettete fuori. Mo chi sto cosa? Fastidio l'aveva perché per me non ci vedeva. Allora disse, oh sa che faccio? Piglia mi mette sotto il braccio. Ma quando è dopo muoiono l'ascella, la devo invece stiamo a patella. E alla ricerca di una rientranza se la ponnetta sotto la panza. Poi dico cosa tenevo pertusa. Adamo spesso si trova in fusa. E Sant'Unai che si ci beveva, più dall'antico di certa acqua scorreva. Allora forse talento supremo un po' incazzato e ci ponete un problema. O patatena ricetta così. Ah, complimenti, hai inventato un pipì. Dopo 3 giorni Adamo mi chiagneva, che troppo solo ai mesi senteva. Allora tornato, patatena la ricetta, che dite è un inferno. Io non so uno che sempre se lagna, però patatena. Oh, le sa compagno. Mi sono scucciato e sta sempre solo. E se non mi accondie di domani a fa friggere. E il pataterno, pensando alla Maronna, fece il progetto di fare la donna. E mentre Adamo dormeva di bello, gli tolse subito una gustatella. Ma invece di farla la brace arrostita, a quella carne gli diede la vita. La carne era buona e bella pareva, tutti d'accordo a chiamarla Eva. Ma non voglio suo già. Ma quando Adamo nasceva con Eva, che lo mazzullo cresceva. Adamo stava preoccupato e lei ha cominciato a grippare la figlia, dice, non fa che stesso malato. Ma questa cosa sta sempre indurzato. A dopo da terra corretto di presso, uguale ricetta, Adamo si fece. Mi corneva, chiagneva perché lo piazza che non teneva. E chi l'affare era troppo invidiosa e chiedeva pure essa trovare queste cose. E disse all'uomo, Adamo mio, perché non vi devi parlare con Dio? Perché a me pure sto piazza mettesse. A dove a me ci ha creato là il vuoto. Adamo, mosso da compassione, facette subito la buona azione e allegramente in presa diretta donava ad Eva quel suo pezzetto. E fu così che da quella funzione nacque la prima popolazione. Più Adamo stava insieme con Eva e più la gente cresceva. Sì che giorni a nostro Signore non lo vedeva la voglia a scifore, ma c'era al mondo maggiore allodezza, senza miseria, senza monnezza, senza le guerre né delinquenti, perché in coppa mondo non c'era la gente. Ma da quel giorno crescettero le razze, e tutto questo per colpa del pezzetto che io vi ho detto prima. E questo è vero.